Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ci colleghiamo subito con Palazzo Balbi a Venezia, dove è in corso il punto stampa del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Sta parlando riguardo a importanti novità della sanità l'assessore Manuela Lanzarin. Andiamo subito in diretta. La strutturazione ancora maggiore per quanto riguarda la cosiddetta farmacia dei servizi, che sappiamo è stata sdoganata in fase Covid e che oggi insomma è una realtà concreta che vede un presidio molto vicino ai territori e quindi a volte che va anche ad aiutare in un momento insomma di difficoltà, penso quando ci sono delle zone scoperte per quanto riguarda la medicina di base. Per quanto riguarda invece l'occupazione, per quanto riguarda la parte ospedaliera, noi oggi abbiamo fatto una ricognizione in questi giorni, abbiamo un'occupazione ospedaliera di circa il 95% per quanto riguarda le aree mediche di ricoveri, quindi effettivamente un'occupazione alta. Tenete conto che non vedevamo questo picco influenzale negli ultimi 10 anni. Quindi è chiaro che se negli ultimi 10 anni non c'è stato un picco influenzale come questo, oggi la pressione c'è. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo sotto il 90%, monitorate e quindi oggi rispondono sicuramente a quelle che sono le esigenze. Non abbiamo interrotto nessuna attività chirurgica in nessun ospedale del Veneto, visto che abbiamo sentito che in molte altre zone, in molte altre regioni sono state interrotte anche attività chirurgiche, quindi noi abbiamo continuato e stiamo continuando con la normale attività chirurgica e abbiamo notato, e questi sono i dati che vi diceva anche il Presidente, che negli ultimi 15 giorni c'è stato, causa anche le feste, causa la chiusura sicuramente anche della medicina territoriale durante la pausa natalizia, abbiamo avuto un incremento pari al 10% negli ultimi 15 giorni in tutti i pronto soccorsi del Veneto. Quindi credo che siano dei dati utili per anche inquadrare oggi la situazione, una situazione che come diceva il Presidente è sicuramente sotto affanno e questi dati insomma lo confermano, ma confermano anche come il nostro sistema sia un sistema che sta tenendo molto e questo dobbiamo solo insomma ringraziare credo i nostri professionisti. Grazie. Domande? Grazie. Prego. Tre domande. La domanda è la prima, tutti questi aumenti di ricoveri, interventi, visite ambulatoriali eccetera, è perché i veneti si ammalano di più, sono diventati più di salute ragionevole, stiamo male, sono invecchiati? Seconda domanda, 130 o 131, non ho capito bene, concorsi l'anno scorso, uno ogni 3 giorni, avete assunto l'assumibile, quanti posti si sarebbero potuti coprire? Terza e ultima domanda, quando ci sarà il giro di boa? Il segretario dei medici di medicina generale diceva che il 2024 per i medici di base sarà ancora molto critico, ma tra il 2025 e il 2026 si dovrebbe vedere un po' di luce. Questo per quanto riguarda la medicina generale. Per la situazione ospedaliera invece c'è un orizzonte? Allora, io risponderei alla prima, nel senso che è un quesito che tutti ci poniamo, però c'è un trend che è innegabile di aumento di richiesta di prestazioni. Pensate che quest'anno noi chiudiamo il nostro trend in generale con un più 15%. Vi do solo un dato, la risonanza magnetica, ma ne parleremo quando parleremo di liste d'attesa, ma vi anticipo questo, la risonanza magnetica addominale fa un più un 38,5 anno su anno. Cioè noi vediamo che c'è una costante, c'è un costante incremento, ma che è giustificabile, sicuramente le patologie, sicuramente l'età, dopo magari qualcuno dirà i vaccini, ma non è questo il tema, perché il trend lo si vede da una vita anche pre-Covid, è rappresentato ad esempio dal fatto che comunque anche avendo una diagnostica sempre più performante è inevitabile che comunque poi ci siano anche molti reperti diagnostici accidentali che portano ad essere sempre più aggressivi nelle cure. Mi spiego, diciamo, la prevenzione è uno degli elementi diciamo, che fa crescere diciamo, i ricoveri piuttosto che l'ambulatoriale specialistica, perché nel momento in cui tu sei una regione che fa sempre in maniera più aggressiva la prevenzione per il cancro alla mammella, poi con tutto quello, anche qui l'età media dei mammografi del Veneto non supera i 2 anni e mezzo, 3, cioè sembra quasi che noi abbiamo i rottami, qualcun altro ha le macchine ancora imballate, non funziona così. Se siamo disposti a presentare la lista di tutto il materiale, noi ce l'abbiamo con le date di acquisto, e così non vi parlo della diagnostica per immagini perché non ho
non sto neanche qui a dirvi che abbiamo le macchine più innovative che ci siano. Ma per dirvi cosa? Per dirvi che tutte le opzioni di screening, il colon retto e quindi sangue occulto, eccetera, poi va a darti nel momento in cui c'è il reperimento del sangue nelle feci, è inevitabile che di conseguenza finisci in gastroenterologia a farti la colonoscopia, e quindi c'è tutto un sistema che si trascina, quindi non vediamo negativamente, vuol dire che siamo sempre più presenti. Se noi paragonassimo gli accessi di oggi con le qualità di cure di oggi e quelli di 30 anni fa, vedremo due mondi diversi, vedremo un mondo nel quale ancora si faceva sostanzialmente grande uso delle radiografie, ve le ricordate, i raggi. Ecco, oggi invece no, l'attacco in quegli anni la facevano i malati terminali, diciamo, che prevedevano, c'era una diagnostica magari per provincia, per immagini con l'attacco. Oggi attaccano, cioè è quasi, diciamo, rutinario utilizzare macchine che allora non avevamo. E prego, il tema del giro di boa. Ma allora, sui medici di base, sicuramente confermo che il 2024 è l'anno tra pensionamenti e altre situazioni, insomma, un po' più difficile, quindi confermo quanto probabilmente diceva il responsabile. Però è altrettanto vero che noi vediamo che i numeri di quelli che usciranno invece nel 2024, quindi per il 2025 e poi per il 2026, insomma, sono numeri molto importanti e quindi che ci danno sicuramente un momento di respiro. Noi stiamo lavorando, voi sapete, insomma, per quanto riguarda la medicina territoriale, nei tavoli preposti per il nuovo accordo integrativo, la nuova ACN. I tavoli sono aperti, quindi indipendentemente, insomma, anche da polemiche o da cose che abbiamo letto sui giornali, noi abbiamo confermato alla FIMG, che è quella che poi, insomma, ha sollevato alcune questioni, l'apertura totale, insomma, di quelle che sono le discussioni anche relativamente a quello che è il modello organizzativo per il futuro, che stiamo concordandolo con loro. C'era altro, Alda? Sì, no, però sul giro di boa per gli ospedalieri sempre 24, 25, 26 o più avanti? Ma sul giro di boa, allora sugli ospedalieri quello che posso dire io è che sicuramente l'aumento delle specializzazioni da partire dall'anno 2019-20 mi sembra sono aumentate le specializzazioni in maniera molto forte a livello nazionale. 2025. Sapete che noi andremo verso il 2025, voi dovete tener conto anche che noi da questo anno accademico abbiamo aumentato anche i posti in medicina sia a Padova che a Verona, abbiamo aumentato i posti di infermieristica sia a Padova che a Verona. Abbiamo in prospettiva di aprire un nuovo corso di infermieristica a Chioggia, sapete che ne abbiamo già uno ad Adria con Ferrara. Quindi noi stiamo percorrendo tutte le strade, è chiaro che però poi c'è il tempo tecnico di formazione. L'ultima domanda era sul numero dei concorsi. Ce l'ho io. Ce l'ha il dottor Annichiarico. Sui dirigenti, allora sul comparto i posti messi a bando nel 2023 sono stati 1029, li abbiamo coperti tutti. Allora, sugli infermieri c'è una lotta fra poveri, nel senso che potremmo assumerne anche di più, Ma cerchiamo di svuotare. Cioè OS e infermieri, OS e infermieri ce li competiamo un po' fra noi le strutture. strutture. Delicati col territorio. Quindi abbiamo assunti tutti quelli che sono stati in graduatoria, lo spazio per assumerne ancora c'è, come dimostrano anche i numeri, cerchiamo di fare un lavoro equilibrato in accordo con le altre strutture. Come dice? Comparto. Dirigenza, i posti messi a bando sono stati 1023. Abbiamo coperto. Allora, questa è la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, del Direttore Generale Annichiarico e poi avete visto anche l'assessore Lanzarina. Il punto sulla sanità, sui problemi della sanità in affanno, ma diceva prima il Presidente Zaia, il sistema regge. Marcone sotto shock, andiamo avanti con la cronaca e le notizie, purtroppo un lutto a Marcon sotto shock per la morte di Sara Caretto, mamma quarantenne deceduta nei giorni scorsi a Londra mentre si trovava in vacanza con il marito Danilo, i loro 3 figli di 17, 14 e 10 anni in compagnia di alcune coppie di amici. Sulle cause del decesso al momento si sa poco. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe improvvisamente avvertito un malessere e sarebbe stata subito condotta in un ospedale della capitale britannica dove poi, nonostante le cure prestate dai sanitari, è morta. Alcune persone che la conoscevano
e la frequentavano, dicono che non c'era assolutamente nulla che potesse far presagire un epilogo così tragico, anche perché, a detta di tutti, Sara Caretto non accusava disturbi e quindi, almeno apparentemente, godeva di buona salute. Della vicenda sono state interessate anche le forze dell'ordine contattate per le formalità relative al rimpatrio della salma dall'Inghilterra. A fornire sostanze stupefacenti ritenute responsabili della morte del giovane rapper Christian Trolese a Campo Nogara sarebbe stato uno spacciatore di 22 anni di origini albanesi trasferitosi in Italia da pochi mesi. Il giovane, identificato grazie al numero di cellulare utilizzato dalla vittima per ordinare la droga, è stato fermato e arrestato. Nella sua vettura gli investigatori hanno rinvenuto 305 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio. La procura ha aperto un ulteriore fascicolo d'inchiesta a carico del 22enne, nel quale viene formulata l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, ovvero di aver fornito la droga poi risultata fatale a Trolese. Secondo gli inquirenti non si tratta di un suicidio. Più probabilmente il giovane ha esagerato nell'assumere stupefacenti assieme a farmaci e il mix è stato fatale. A stabilire le cause della morte sarà l'autopsia che verrà disposta nei prossimi giorni. È tutto successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando un incendio è partito dalla camera da letto di un appartamento a Ponte Vigo d'Arzere e si è sviluppato un incendio. Vediamo. L'incendio è scoppiato intorno alle 18:30 di ieri al secondo piano di uno stabile in via Ponte Vigo d'Arzere, nella periferia nord di Padova. L'esito poteva essere tragico. Fortunatamente sono solo 2 persone rimaste intossicate e portate in ospedale per aver respirato il fumo. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con 5 automezzi e 13 operatori, il SUEM, la Polizia di Stato e la Polizia locale. Il rogo è scaturito, con tutta probabilità, dalla camera da letto di un appartamento al secondo piano occupato da una delle famiglie che anni fa risiedeva nell'accampamento abusivo di via Bassette a Mortise. Una famiglia numerosa con 7 figli, tanto che in un primo momento sembrava ne mancasse uno all'appello, poi risultato già uscito. Per questo motivo il padre si è attardato dentro lo stabile, restando intossicato. A innescare il rogo probabilmente un cortocircuito, anche se a stabilirlo definitivamente saranno i tecnici dei vigili del fuoco che sono già al lavoro. Durante le fasi dello spegnimento del rogo, via Ponte Vigo d'Arzere è rimasta chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni anche sulla tangenziale cittadina. Tra poco ci ricollegheremo con Venezia, dove è in corso la conferenza stampa del Presidente Zaia sulla sanità, ma andiamo a Bassano del Grappa per capire come sono andate gli acquisti durante le festività, luci e ombre a quanto sembra, mentre si spera nei saldi. Andiamo in diretta da Sharon Di Carlo con il Presidente di Confcommercio di Bassano. A te Sharon. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. Sono finite le feste, quindi è tempo di bilanci per il commercio e il turismo. Lo ha ricordato lei, io sono insieme ad Alberto Borriero, presidente delegazione comunale Confcommercio di Bassano del Grappa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come sono andate queste feste? Oggi possiamo fare un bel bilancio. E sono andate particolarmente bene, soprattutto stiamo riscontrando dei numeri che ricordano ancora il pre-Covid, quindi sicuramente un ritorno a Bassano del Grappa, una nuova fiducia nei consumi, questo ci fa ben sperare sui prossimi mesi. Che cosa è stato venduto di più? Che cosa si è acquistato? Possiamo tracciare una sorta di bilancio, una sorta di personalizzazione di quello che è successo? Sicuramente un grande apprezzamento per il food e beverage, quindi regalistica ma anche regali per conto proprio, quindi le persone hanno preferito coccolarsi e coccolare i propri amici, i propri parenti con le nostre delizie del territorio. Quindi possiamo dire una sorta di crisi economica, perché è quello che stiamo vivendo, però non si rinuncia quindi al cibo, alla ristorazione, al mangiare. Esatto, molte persone preferiscono sacrificare altre cose, però non intendono rinunciare ai piccoli beni di tutti i giorni.
E prima mi raccontava che è un momento importante anche per il turismo qui a Bassano del Grappa, siamo tornati a numeri importanti, tanti visitatori qui in queste feste. Esatto, queste feste sono state complici soprattutto ben tempo di tanti bassanesi che si sono mossi, ma anche tante altre persone che sono venute a visitare il territorio, quindi pernottamenti brevi di 2-3 giorni, ma molto frequenti per tutto il periodo che riguardava da fine novembre fino al Ponte della Befana. Stranieri oppure turismo locale? Stranieri, locali, ma anche persone da altre regioni, quindi abbiamo avuto una grandissima affluenza di persone dall'Emilia Romagna, dall'Umbria, dalla Toscana, dalla Lombardia, quindi sicuramente una nuova affluenza che avevamo dimenticato da tempo. E quali sono stati i punti più visitati qui della zona di Bassano del Grappa? Riusciamo ad avere un'idea? Certo, allora sicuramente il ponte Bassano del Grappa con il centro storico, ma quasi tutte le persone hanno visitato le città vicine come Marostiche e soprattutto una grande meta di grande interesse è stata Cima Grappa. Ormai è presto, è gennaio, però la prossima sfida qual è? Quella della Pasqua? Sicuramente il ponte della Pasqua e di conseguenza 25 aprile e 1 maggio saranno i prossimi appuntamenti caldi. Da non dimenticare anche che proprio a metà maggio abbiamo la Dunata degli Alpini che comunque, essendo a Vicenza, porterà un incoming di persone in tutto questo territorio veramente importante. Torneremo allora ad aprile con un altro bilancio. Grazie ad Alberto Borriero, direttore. Dal momento da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo e al suo ospite. Torniamo a Venezia dove è in corso la conferenza stampa di Luca Zaia sulla sanità. Sentiamo le domande dei giornalisti. Ma guarda, noi abbiamo una rete di 68 ospedali in Veneto. Abbiamo una rete di 68 ospedali in Veneto, pubblici e privati. Ecco, io penso che davanti a una rete di 68 ospedali con 59.000 dipendenti siamo in grado di affrontare, diciamo, l'ospitalità per 1 migliaio di medici che devono formarsi all'interno degli ospedali, ma anche di più. Cioè, penso che, guarda, ricordo che una volta, tanti anni fa, cioè i laureati di oggi, quelli che hanno una 60ina d'anni, hanno fatto la scuola di specialità in ospedale. Così funzionava. Sì, ma tu sai che le iscrizioni sono 3.500 solo a Padova. Tu hai la possibilità di poi far formare 3.000 persone nei tuoi ospedali? Io penso che quando sarà ora di portarlo in ospedale avremo il numero giusto che per gli ospedali. Poi, a parte il fatto che se avessimo 3.500... Ma figurati, cioè. Ma poi guarda, abbiamo ormai ospedali fuori dal contesto accademico delle 2 aziende ospedaliere che ormai hanno cliniche, sono clinicizzati e quindi abbiamo una rete paurosa. Cioè, dal ben per dirti approfitta della 1 di Belluno per coinvolgere ad esempio anche gli specializzandi, cioè funziona così. Del resto, se no, pensate. Ma sulla rete formativa, scusa Presidente, cioè, voi sapete che una delle questioni è il vaglio del comitato dei specializzandi. Sapete che è stato ricostituito perché era finito quello precedente, nel mese di dicembre è stato ricostituito, c'è l'alternanza Padova-Verona, prima c'era Merigliano, l'ex preside, oggi c'è l'IPI Verona perché c'è l'alternanza tra Padova e Verona ed è lì il luogo dove noi abbiamo già chiesto la redistribuzione e il potenziamento e l'allargamento della rete distributiva. Siamo tutti d'accordo su questo? Poi c'è un altro aspetto che non l'abbiamo citata, ma per onestà va citata, c'è Unica Millus, che vuol dire un altro interlocutore nella formazione universitaria. È abbastanza diffusa in giro per l'Italia, comunque ho visto. Prego. No, lo dico perché a me è capitato di incrociare studenti che fanno medicina in inglese a Roma, per dire, no? Sì, ma quando lo fanno in inglese? Non lo so in che lingua la fanno. Padova la fa anche in inglese, per cui... Comunque Flora è stato molto prudente perché quando ha dato via libera Unica Millus ha scritto sulla diciamo così formale che i loro alunni non faranno formazione negli ospedali del sistema pubblico. Capiremo. Prego. Esatto. E poi se mancano medici ci vanno bene i medici di tutti. Prego. Sì, io avrei una domanda un po' meno tecnica rispetto a quelle delle colleghe, che riguarda un po' la narrazione di come funziona la sanità in Veneto. Cioè,
è impossibile non notare questo duplice racconto, no? Si sente lei e si ha l'impressione di una sanità eccellente, poi si ascoltano, non so, i sindacati, ma anche qualche alleato di maggioranza, e invece sembra che tutto sia allo scatafascio. Allora, come mai? Cioè, usano questo tema per attaccare lei? C'è effettivamente qualcosa da migliorare? Cioè, come mai questa duplice visione di fronte a una realtà così netta come quella che lei descrive? E aggiungo, visto che qualcuno, sempre qualche alleato di governo, pone il problema, lei avrà eventualmente l'energia per affrontare come dire, questi problemi della sanità anche nei prossimi anni, eventualmente nei prossimi mandati? Guarda, rispondo alla 1 e alla 2 assieme. Cioè, i dati che oggi vi abbiamo presentato sono dati ufficiali della Regione del Veneto, elaborati dalla Segreteria regionale della Sanità, e quindi sono gli unici dati sui quali ci si può confrontare. Tutto il resto sono fantasie. Prego. Altro? Energia? Prego. Energia? Cosa c'entra la sanità? Niente. Prego. Altro? Era un modo carino per chiedere se... No, è che non conosce la sanità, è ora che ha detto il pasticcio su qualcosa che ci avvicina. Altro? Grazie. Ma extra, via, extra. No, sarà possibile avere un'idea di come sta andando la sanità in Veneto rispetto a chi arriva da fuori regione e invece chi va in altre regioni? La mobilità. La mobilità. Vi portiamo questo magari in un'altra conferenza stampa. Come abbiamo una mobilità attiva. Sì, c'è scritto. Altre domande? Prego. Era sulla conferma che non è una quindi sarà in aula. Bah, sì, ci vado. Sì, ci vado assolutamente. Posso fare una domanda sui farmaci o sequestro il dottor Anchiaro? Sequestra la dottora Nicchiaro. Ok, l'ha detto il Presidente. Grazie. Prego. Altro? Grazie, buongiorno, buon lavoro. Si è chiusa così la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. C'erano il Direttore Generale della Sanità del Veneto Anni Chiarico, l'assessore Lanzarin. È stato fatto il punto sulla sanità, la mancanza dei medici, gli infermieri, la questione delle visite specialistiche con grandi lunghe attese. Ha detto il Presidente Zaia, il sistema regge nonostante ci sia molto affanno, soprattutto nelle corsie e nei pronto soccorso. Adesso vediamo la vicenda, la tragedia dell'ex Configliacchi a Padova, 3 nordafricani che sono stati asfissiati da esalazione di monossido. Vediamo il servizio e poi andiamo in diretta da Valentina Visentin. Non è ancora stato identificato il terzo straniero morto all'interno dell'ex istituto Configliacchi di Viareni a Padova insieme ad altri 2 giovanissimi tunisini asfissiati dalle esalazioni letali di un braciere che avevano acceso per scaldarsi. In procura è stato aperto in queste ore un fascicolo di indagine. Il pubblico ministero, per escludere ogni dubbio, ha disposto l'autopsia sui 3 corpi. La tragedia è avvenuta sabato notte nelle stanze del degrado dello stabile abbandonato nel cuore del quartiere Arcella. Purtroppo è il triste epilogo della storia di questo edificio, lasciato in stato di abbandono da oltre 10 anni, è diventato un luogo di bivacco scelto da sbandati senza fissa dimora come alloggio di fortuna tra sporcizia e l'immondizia. Per chi vive nel quartiere Arcella, la morte dei 3 giovanissimi stranieri è una tragedia annunciata, come spiega lo scultore Elio Armano, che da anni denuncia il degrado dello stabile del Configliacchi, abbandonato in disuso per un impasse burocratico. La Regione deve dare l'autorizzazione, e non la dà, ad un'operazione di compravendita tra il vecchio istituto dell'IPAB del Configliacchi, che ha bisogno come il pane di quattrini, perché questo è un capitale morto, fermo, vergognosamente, ripeto questo aggettivo, e di darlo alla provincia di Padova per fare una scuola che serve, e l'ho dimostrato da molti anni, tant'è che deve occuparsi di succursali. Quindi la tragedia annunciata è tale ed è difficile che qualcuno se ne lavi le mani, specie davanti a questa vicenda
così tragica. Dalle finestre chiuse, dalle grate si aprono scorci di miseria, le stanze del degrado. È in una di queste che sono morti 3 stranieri, 2 di loro sono tunisini di 24 e 18 anni con precedenti per spaccio, irregolari sul territorio. Per entrare nell'edificio aprono varchi nelle recensioni come questo ancora visibile e qui allestiscono i loro alloggi di fortuna con bracieri che possono essere letali per le loro esalazioni negli ambienti chiusi. Sul caso è intervenuta anche l'assessora al sociale di Padova, Margherita Colonnello. Come quello? No, c'è scritto CAT. Eccoci, sì. Non sento più nulla. Sì, buongiorno direttore, Direttore, ci siamo spostati in un altro luogo critico per Padova, perché dopo la tragedia avvenuta all'interno dello stabile dell'ex Configliacchi c'è una sorta di mappa di quelli che sono i luoghi abbandonati in stato di degrado che spesso vengono utilizzati da persone senza fissa dimora, da sbandati per improvvisare bivacchi che purtroppo, come nel caso di Configliacchi, si rivelano letali. Qui per esempio siamo proprio all'uscita del cantiere delle ex palazzine Liberty di Piazzale Boschetti, un'opera che sta portando avanti il comune di riqualifica, ma il cantiere al momento è fermo. Come vedete anche qui la situazione di degrado è evidente, i pertugi che cercano di aprire le persone per entrare sono ben visibili, si vedono resti di farmaci perché spesso questi luoghi vengono utilizzati anche da tossicodipendenti, questo del Boschetti, ma anche l'area PP1 che è qui vicino verso la stazione. Sono luoghi molto difficili, luoghi in cui operano i medici di strada. Qui con me c'è la dottoressa Fausta Ortu. Perché? Perché spesso le persone che trovano riparo all'interno di questi luoghi di degrado sono persone che difficilmente si rivolgono ai servizi sociali, alle strutture comunali, e quindi sono emergenzialità difficili da intercettare. Dottoressa, qual è la situazione che voi affrontate nelle vostre uscite in luoghi anche qui vicino alla stazione o come questo che vediamo alle nostre spalle? Ecco, sì, io rappresento Medici in Strada Padova e noi per quanto riguarda soprattutto le persone di cui ha parlato la giornalista, abbiamo degli appuntamenti fissi in stazione. La stazione è un crocevia di persone con tanti problemi e operiamo 2 giorni alla settimana, il mercoledì e il sabato. Abbiamo aggiunto anche qualche giorno in più sotto le festività natalizie e portiamo il nostro camper, è un camper attrezzato e abbiamo modo di distribuire abbigliamento caldo, quindi guanti, pantaloni, giacche pesanti, coperte. Normalmente noi consegniamo alle persone che ce lo richiedono, cioè vengono e noi consegniamo proprio a quella persona perché non ci sia dispersione di questo materiale che raccogliamo gratuitamente da persone che ce li danno. E poi provvediamo anche alla consegna di pasti. Noi non abbiamo ancora l'autorizzazione per realizzare dei pasti, però li consegniamo anche per conto delle cucine popolari, quindi operiamo dalle 19:30 alle 21 circa in maniera costante. Quello che vediamo sono persone per lo più maschi di età compresa tra i 20 e i 40 anni, spesso persone che non hanno sempre patologie. I più anziani sì, ci sono persone anche di età superiore, ma che hanno sono persone che non hanno un riferimento, ecco, persone che spesso sono dedite anche sono tossicodipendenti o persone che hanno grossi problemi. Ci diceva è difficile un po' fare un censimento, sì, ma più o meno di che numeri parliamo? Allora, diciamo che ogni sera grosso modo possiamo avere contatto con una trentina di persone, ecco. Alcuni sono persone un po', come dire, abitué, quindi che hanno già una situazione radicata qui in città, altre sono persone che vediamo giusto di passaggio e non vediamo più. Quante sono? Adesso volevamo organizzarci proprio, avremo una riunione tra breve a inizio anno e come prospettiva c'era quello di realizzare una mappatura
per quantificare, ecco, anche il nostro intervento, ma soprattutto per avere più contezza della numerosità, ecco, delle persone che afferiscono a noi. Noi stessi però laddove ci sono persone da orientare cerchiamo di orientarle ai servizi che sono presenti sul territorio, ecco. Questo è quello che facciamo. E poi proprio in qualità di medici, non tutti noi siamo medici, ma la gran parte sì, provvediamo anche laddove ci sono persone che visibilmente hanno delle patologie acute a somministrare in modo diretto dei farmaci. Ecco, questo è quello che facciamo, con costanza. Grazie. Con entusiasmo. Grazie mille dottoressa. La storia del Configliacchi ovviamente ha riacceso anche, è diventata anche un caso politico, perché dietro il degrado e l'abbandono dello stabile ovviamente c'è anche una questione politica di competenza da risolvere. La ricostruiamo nel nostro servizio. Io restituisco la linea allo studio. Un edificio suddiviso in due parti con due destini diversi. La facciata della parte posteriore dell'ex istituto Configliacchi è stata acquistata a fine del 2022 dal comune di Padova e dopo i tempi previsti dal programma Pinqua si sta concludendo l'appalto per l'assegnazione dei lavori che daranno il via al primo recupero. Il 18 gennaio scadranno i termini per la presentazione delle offerte. In febbraio verrà realizzata la commissione che a fine febbraio procederà con l'aggiudicazione dei lavori per la gara d'appalto per un valore complessivo di 8 milioni. I lavori inizieranno ad aprile-maggio e entro 2 anni, entro il marzo del 2026, restituiremo il Palazzo Configliacchi e la città. L'edificio diventerà uno spazio d'arte e una biblioteca, ma l'opposizione in Consiglio Comunale attacca l'amministrazione per i molti edifici comunali abbandonati utilizzati dai senza tetto per creare alloggi abusivi. Io penso anche alla ex palazzina del CONI che il Comune quasi 6 anni fa ha acquistato per 1 milione di euro e che doveva riqualificare. Adesso sembra che abbiano cambiato idea e vogliano demolirla dopo averla acquistata. Lo facciano in fretta, perché anche quello è uno stabile lasciato a se stesso che potrebbe essere ricovero per senza tetto e potrebbe creare altre tragedie. Un altro esempio sono le palazzine Liberty dell'ex piazzale Boschetti. Anche lì il Comune traccheggia da 6 anni e mezzo, non è riuscito a riqualificare in alcun modo l'area, ma è sotto la sua diretta responsabilità. Ma la situazione più critica riguarda lo stato di abbandono della parte retrostante la facciata del Configliacchi, parte sostanziale dell'ex struttura. Un IPAB che per essere venduta alla provincia, che da anni la vuole acquistare per trasferire il liceo classico Marchesi, ha bisogno del via libera della Regione Veneto, che non è mai arrivato. Sul caso è intervenuta la consigliera regionale Elisa Venturini. La Regione del Veneto sta seguendo, adesso c'è la necessità di favorire il passaggio di proprietà per risolvere la questione e mettere anche in sicurezza quell'edificio. Tragico incidente ieri sera lungo la Romea a Chioggia, è morto un camionista. Sentiamo Nicola Zanetti. La sbandata fatale poco dopo le 20:30, poi il mezzo pesante che finisce in un fossato adiacente, il camionista romeno che muore trafitto da un piccolo palo entrato nella cabina di guida. Un'altra tragedia lungo la Romea a Chioggia, quella consumatasi ieri sera poco dopo il ponte sull'Adige a Brondolo in direzione Ravenna. Il mezzo pesante trasportava un carico di elettrodomestici. Sul posto sono giunte 2 squadre dei vigili del fuoco, di Mestre e di Chioggia, le ambulanze del SUEM 118, i carabinieri e la polizia locale. Sbandando a destra, l'auto articolato ha sbattuto contro un palo proprio in corrispondenza del posto di guida. Il camionista è morto sul colpo. La strada non era bagnata e non c'erano altri mezzi coinvolti. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. Quanto alle cause, malore improvviso, distrazione, guasto meccanico, saranno i rilievi e l'inchiesta a stabilirlo. Giovedì alle 15 nella chiesa di Castelcucco saranno celebrati i funerali di Patrick Mentil, il 22enne morto nel tragico schianto sulla Feltrina a Pederob. Sentiamo ancora Nicola Zanetti. Ciao, sono Patrick. Anche se la mia vita è stata breve, ci tenevo a farvi sapere che questo è un arrivederci, perché sarò sempre in ogni persona che mi ha conosciuto, chi più chi meno, ma ci sono. E poi lui, sorridente sugli sci, come si ritraeva nei tanti video su Instagram nella sua avventura da influencer. In queste frasi scritte sull'epigrafe c'è tutto il senso di quell'entusiasmo che caratterizzava Patrick Mentil.
L'ultimo saluto dopo il terribile schianto sulla Feltrina è previsto giovedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Castelcucco, esattamente 7 giorni prima di un 23° compleanno che non arriverà mai. Il paese è ancora sconvolto per la sua scomparsa. In questi giorni ha sospeso e fatto slittare gli eventi dell'Epifania per rispettare il dolore e il lutto improvvisi, e una volta di più è pronto a stringersi attorno a mamma Moira, papà Walter, il fratello Jacopo e l'amata Sara. Ci sarà tutta la comunità, ci saranno anche gli ex compagni del liceo Da Ponte di Bassano, ci sarà chi lo ha conosciuto nella community di Instagram in quel percorso di Project No Limits che era diventato il sogno realizzato di Patrick, un sogno che ha spezzato la sua vita, ma non il suo sorriso nel ricordo di tutti. Siamo ai furti, una casa svaligiata a Gazzo nell'Alta Padovana. I ladri sono entrati portandosi il flessibile e sventrando la cassaforte. Sentiamo Federico Fusetti. I proprietari di casa sono usciti per un paio d'ore e i ladri ne hanno approfittato. È accaduto a Gazzo, Alta Padovana. I malviventi, evidentemente professionisti del crimine, hanno tenuto d'occhio la famiglia, che è uscita a fine pomeriggio lasciando la casa vuota. A quel punto i ladri hanno forzato una vetrata antisfondamento e sono entrati da una finestra. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, rovistando ovunque, fino a trovare una piccola cassaforte che hanno aperto con un flessibile che avevano al seguito, altra conferma che si trattava di esperti. Il bottino, 1.500 euro in contanti e gioielli, ancora da quantificare con precisione. Al rientro l'amara scoperta e il triste spettacolo di cassetti e armadi aperti e rovesciati ovunque. Immediata la denuncia ai carabinieri di Cittadella, che si sono recati sul posto per i rilievi. Intanto la polizia sta indagando sul furto messo a segno nel fine settimana in una villa di San Pelaio a Treviso. Ingente il bottino, i ladri si sarebbero intrufolati dal retro, dall'argine della Piavesella, agendo poi indisturbati. Lina Paronetto. Ancora un furto in villa, questa volta nel capoluogo, in strada San Pelaio, ai danni di un imprenditore. I malviventi che hanno colpito nella tarda serata di venerdì hanno messo a soqquadro l'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno avuto dunque tutto il tempo di aprire armadi, cassetti, stanza dopo stanza, arraffando tutto ciò che di valore c'era in casa, in particolare ori e preziosi, andandosene poi indisturbati con un bottino ingente ma ancora in fase di quantificazione. Nessuno si è accorto di nulla, come testimonia una vicina che preferisce non essere riconoscibile. Noi che stavamo guardando, mio marito, c'erano i figli così, guardando la televisione, non abbiamo sentito nulla, ma nulla, assolutamente. Sono entrati certamente dall'argine e quindi non visti. L'ipotesi è dunque quella che i ladri si siano intrufolati dal retro, dalla Piavesella, coperti dall'oscurità. L'abitazione presa di mira si trova lungo una laterale, non è detto che le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso elementi utili a risalire alla banda. Il furto mette in allarme chi vive nella zona. Un'altra abitazione pochi metri più avanti aveva subito un tentativo di effrazione poco più di un anno fa. Manchiamo noi, qui in mezzo. Questo un po' inquieta. Moltissimo, moltissimo. Non è solo e tanto per quello che ti possono portare via, ma è quello che io temo è che mi devastino casa, che mi distruggano tutto. Ecco, questo è una cosa che sarebbe veramente molto doloroso. E apriamo una finestra su una guerra, la guerra del radicchio. Il consorzio del radicchio dice chiudiamo le porte agli Stati Uniti perché vengono qui per copiarci. Sentiamo in diretta Francesca Bozza. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ringrazio e saluto il direttore del Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP, Denis Susanna. Grazie per essere con noi direttore. Perché cosa accade? Come hai introdotto giustamente tu direttore, che i produttori americani vengono qui, spesso ci spiegava il direttore, o prendendo contatti direttamente con il Consorzio o autonomamente si presentano proprio fuori dalla porta dei produttori locali per copiare quella che è una tradizione, un'esperienza che ha almeno un secolo di vita, direttore. Assolutamente, e lo fanno, tutta questa attività la fanno partendo dal seme, perché la seme è l'origine di tutto, assieme alle capacità degli ortolani di riprodurlo, il seme con la selezione massale, quindi scegliendo direttamente di anno in anno le piante più belle, portandole a fiore e riproducendole poi all'infinito tecnicamente. Quindi è il seme il loro interesse, il loro bersaglio, e naturalmente
oltre al seme vogliono capire bene fino in fondo tutti i segreti della lavorazione, dalle tecniche in campagna, quindi come fare per allevare una pianta che comunque ha delle peculiarità e delle caratteristiche uniche, perché bisogna saper calibrare la difesa, la nutrizione, l'acqua, quindi non si impara dall'oggi al domani. Tutto il tema poi della trasformazione, dell'imbianchimento, che è la tecnica di forzatura che ci permette poi di avere il fiore dell'inverno, ma anche, come dire, i più piccoli dettagli proprio per poterlo riprodurre a tutti gli effetti. Seme che diventa un bersaglio da avere, da conquistare anche in occasione delle fiere internazionali, ci raccontava il direttore Susanna, e quindi voi avete detto di no a questa delegazione di produttori americani, e l'invito è quello che non solo gli associati ma anche gli altri produttori in qualche modo dicano di no a loro volta. Dobbiamo essere gelosi di questo patrimonio. Il radicchio, diciamo, non è un prodotto delle dimensioni che può avere un parmigiano reggiano o altri prodotti tipo la mela della Val di Non, che hanno mercati mondiali anche perché sono conservabili. Da noi il prodotto è un prodotto fresco, deperibile e stagionale, per cui diventa anche più difficile portarlo in continenti lontani da Treviso, però non dobbiamo regalare i nostri segreti, le nostre fatiche, dobbiamo tutelarlo. La politica, l'Unione Europea, la Regione, il Ministero ci aiutano per fortuna con le leggi che abbiamo in Europa a tutelare il prodotto fresco, il radicchio. Più difficile è la tutela del seme, perché il seme è partito molto prima, del 1996, quando la filiera produttiva è riuscita a proteggere appunto col marchio indicazione IGP il prodotto in tutta Europa. Abbiamo esteso il marchio in Australia, in Giappone, con l'accordo del CETA anche in Canada. Purtroppo in America, negli Stati Uniti, gli interessi ci sono delle lobby private che difendono e tutelano queste aziende che appunto valorizzano marche private copiate anche da marchi collettivi come il radicchio, il parmesan, l'asiago, altri prodotti nostri. E a lei insomma è arrivata notizia da chi è stato negli Stati Uniti di radicchio che viene prodotto lì e poi messo in vendita con il marchio Treviso, Chioggia o Castelfranco. Assolutamente, è un radicchio similare, non è l'originale, diciamo che normalmente lo vediamo spesso, insomma, tutte le cicorie rosse vengono chiamate Treviso, Trevisano, Trevisana, e quindi è da una parte è positivo perché se non sei nessuno ti copia, quindi il fatto di essere imitati vuol dire che rappresenti comunque un qualcosa di straordinario. Certo è che poi questa imitazione, quando va oltre certi limiti, danneggia i produttori, quindi dobbiamo difendere quello che abbiamo sviluppato in questo secolo di storia. Nulla da nascondere, dicono, ma insomma proteggiamo quello che è un valore del nostro territorio ed è il fiore d'inverno che è appunto il radicchio di Treviso. Direttore da Mansuè, è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte, grazie Francesca Bozzi al suo ospite. Andiamo adesso a Falzè di Piave e continuiamo a parlare di radicchio perché Lucio Zanato ci racconta la storia di una giovane che ha inventato il radicchio essiccato. Vediamo, sentiamo in diretta Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, radicchio essiccato, sono con Laura Guizzo, ma sono anche con Arianna Dallarche, sono anche con l'assessore del comune di Sernaglia, assessore all'agricoltura Eleonora Antoniazzi, quindi sono beato tra le donne, direttore, non so se l'hai notato. Cominciamo proprio parlando di questo radicchio essiccato. Arianna, Laura, faccelo vedere. Ecco, come ti è venuta questa idea? È venuta per rispondere all'esigenza del consumatore che vorrebbe questo prodotto 12 mesi all'anno. Non lo possiamo avere fresco, ma lo possiamo avere essiccato. Ecco perché voi ci tenete a dare il prodotto di stagione come tutti i produttori. Certo, è proprio una scelta nostra aziendale di dare un prodotto che sia nostro al 100%, che sia stagionale. Noi abbiamo solamente il pieno campo e quindi questo lo garantisce. Ecco però come ha risposto invece il consumatore? Con un po' di curiosità, devo dire, un po' di titubanza iniziale, poi con la spiegazione e soprattutto con l'assaggio del prodotto si sono resi conto che alle volte è quasi meglio un essiccato che non un fresco. Perché?
perché mantiene, praticamente noi con l'essiccazione togliamo l'acqua, è l'unica cosa che andiamo a modificare nel prodotto, e quindi il sapore e il profumo si concentra ancora di più. E quindi si può utilizzare esattamente come se si utilizzasse il fresco, però in tutte le situazioni. Ancora più pratico perché è secco, quindi non va a deperire in tempi brevi, lo si può usare dal dolce al salato e quindi spazio alla fantasia in cucina. Ecco, inevitabile chiedere a te che produci il radicchio rosso tardivo ma non di Treviso, visto che tu non sei nell'area dell'IGP, sì. Cosa ne pensi di questa situazione per cui l'IGP ha sostanzialmente bloccato gli americani che venivano a imparare come fare il radicchio negli Stati Uniti? Hanno fatto benissimo e spero che la cosa finisca qui, nel senso che il radicchio non vada a diventare un altro delle americanate classiche che abbiamo visto in questi anni. Allora, direttore, passo invece a Arianna Dall'Arche, perché invece lei è una produttrice che dal 2017 col marito ha investito la sua vita nell'allevamento della capra murciana al quartiere del Piave. Allora, difficoltà a fare la piccola imprenditrice, e soprattutto voi siete qui perché questo è l'altro dato, ovvero il chilometro zero in una frazione del comune di Sernaglia. Come sta funzionando? La gente risponde? Sì, noi siamo molto felici, la nostra azienda sta crescendo pian piano, ovviamente aumentiamo il numero di capi per avere sempre più latte e quindi poi i prodotti da poter offrire al consumatore, e appunto anche l'anno scorso l'idea di prendere anche il furgoncino e quindi uscire proprio in piazza, nei mercati, e arrivare proprio direttamente al consumatore finale. Insomma, idea, la scelta di vita di fare l'allevamento, fare agricoltura, idea che sta funzionando vincente. Sì, ne siamo molto felici, proprio uno stile di vita come hai detto tu, e poi andiamo avanti insomma con gli step successivi. Ecco, devi sapere, direttore, che noi abbiamo raccontato la storia di Arianna e di suo marito nel 2018, mi pare, prima della pandemia, e nel frattempo è andata così bene che non solo sono aumentate le capre, ma sono aumentate anche di famiglia, perché ha fatto 2 figli, quindi vuol dire che la cosa funziona. Allora adesso passo sempre dietro a Laura e finisco con l'assessore qui al comune di Sernaglia. Assessore, voi state cercando di incentivare la presenza di piccoli imprenditori agricoli anche come alternativa, perché siamo nel cuore del Prosecco. Sì, la nostra intenzione è poter promuovere delle coltivazioni diversificate che non siano inquinanti, e la monocultura porta ad avere anche effetti negativi sul terreno. Quello che vogliamo fare è che questi produttori possano anche avere un reddito andando direttamente al pubblico a proporre i loro prodotti che vengono coltivati e trasformati. Ecco, poi nell'agricoltura voi state facendo un grande progetto legato ai ragazzi che hanno fragilità, quindi ragazzi un po' difficili, che possono trovare una risposta proprio nel primario. Sì, abbiamo messo in piedi un progetto che è già iniziato, abbiamo portato questi ragazzi fragili a contattare queste aziende, capire il lavoro che c'è da fare in agricoltura, in modo che uno possa approcciarsi a questa attività. È una cosa che intendiamo appunto promuovere anche con le scuole, facendo gli orti alle scuole e dando appunto la possibilità anche ai ragazzi di visitare queste aziende e capire l'attività agricola come deve essere svolta per mantenere bene questo nostro mondo. Ecco, poi come dici sempre tu, direttore, bisogna andare a scavare nei territori cercando sempre notizie nuove. Allora noi una notizia nuova ce l'abbiamo e riguarda il Clinton nel cuore del Prosecco, ma non ve la raccontiamo, ve la racconteremo in una delle prossime puntate di Agricoltura Veneta, però vi garantiamo che qualcosa del Clinton l'amministrazione comunale sta già facendo. Sì, abbiamo già fatto. Ecco, non diciamo di più per non spoilerare. A te, direttore. Grazie Lucio, beato tra le donne, ma dietro la telecamera, ricordo, c'è la mitica Nicoletta Rizzetto, che è la moglie di Lucio, che quindi lo tiene d'occhio. Andiamo avanti, grazie molto a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Andiamo avanti con la cronaca. A un diavolo per capello il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, perché le piste sono state preparate, è caduta tanta neve e ci sono i soliti sciagurati che le rovinano con il fuoristrada. Vediamo. Arriva la neve in altopiano e arrivano pure i vandali della neve. Neanche il tempo di tirare a lucido le piste per lo sci da fondo nel comprensorio di 7 comuni, che già qualcuno ha ben pensato di dare vita a una serie di scorribande sulle aree destinate agli sport invernali.
È accaduto qualche sera fa ad Asiago e anche a Gaglio, dove un gruppo di giovani armati di fuoristrada è arrivato a Campomulo per una sarabanda sulla neve. I mezzi hanno devastato il fondo, ma le immagini della scorribanda sono finite sui social e hanno fornito informazioni fondamentali. A fronte dell'ennesima segnalazione di questi mezzi fuoristrada in chiaro assetto da fuoristrada pervenutaci per presunti o tali danni recati all'inizio delle piste di fondo, grazie a Dio siamo riusciti ad intercettare un 5-6 fuoristrada in chiaro assetto appunto di questo tipo, e i carabinieri hanno già effettuato i rilievi delle targhe e dei mezzi. Le forze dell'ordine sono già state avvisate e hanno tutto il materiale per risalire ai proprietari dei veicoli. Multe in arrivo, quindi, e forse non solo quelle, ma a ferire l'altopiano è soprattutto il poco rispetto per il lavoro degli altri, per una risorsa fondamentale per il territorio. Speriamo che questa volta questi signori possano, nel limite del divertimento, non danneggiare il lavoro degli altri, perché divertirsi sulla neve è consentito ovviamente, ma non è assolutamente consentito rovinare con questi mezzi il lavoro degli altri, il lavoro di chi magari si cimenta di notte per preparare le piste, preparare un comprensorio per poi far sì che i turisti e i cittadini possano usufruirne come servizio e come elemento di sport. Tolleranza zero, lo conferma anche Munari. Tolleranza zero per chi viene e arriva a Campomulo con mezzi atti a rovinare il lavoro degli altri. Incredibile, ha ragione da vendere il sindaco Munari. Oltretutto in altopiano non sempre nevica, non sempre si può sciare, quindi una volta che ci sono state abbondanti nevicate poi ci mancano solo a rovinare, a guastare la festa questi delinquenti. Allarme rapine a Vicenza, gli ultimi 2 episodi sarebbero legati allo stesso straniero che ha colpito due donne, indagini in corso della squadra mobile, mentre la questione diventa scontro politico. La recrudescenza del crimine finisce sul tavolo del prefetto nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza. Carlo Alberto Inghilleri. Un coltello puntato alla gola, poi si consuma la rapina. Via Natta, quartiere di uffici su cui si apre un parco. L'ultima aggressione a Vicenza avviene qui, a poche centinaia di metri da via Periz, dove invece un'altra donna è stata aggredita nel parcheggio. Il rapinatore sarebbe lo stesso uomo, o almeno la descrizione potrebbe coincidere, un 40enne di origine africana. Gli investigatori della squadra mobile stanno indagando sull'ipotesi di un rapinatore seriale che si muove tra Santa Bertilla e i Pomari. Ci siamo sentiti questa mattina con il prefetto e l'intenzione è quella di convocare un comitato di ordine pubblico e sicurezza in questa settimana, già per capire subito come intervenire. Chiaramente come amministrazione comunale abbiamo il dovere di fare la nostra parte, penso all'iniziativa dei vigili di quartiere, alla presenza della polizia locale nei quartieri. Certo che c'è bisogno di un intervento anche da parte di altri livelli. Apprendiamo con favore che il sindaco Possamai finalmente si è attivato e ha raccolto l'invito a chiamare il prefetto per convocare un tavolo per il comitato ordine e sicurezza. È necessario intervenire con il pugno duro per fermare questa ondata di crimini sia in centro storico che nei quartieri periferici. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di contrasto al degrado, queste sono le battaglie per il futuro che chiediamo all'amministrazione comunale, è importante investire quindi sulla sicurezza. La recrudescenza degli episodi criminali a Vicenza fa discutere. I vicentini non si sentono sicuri nella loro città, soprattutto quando il buio cala per strada. E la questione accende un aspro confronto politico con il centrodestra che attacca. Santa Bertilla e zona Pomari sono 2 bombe sociali che rischiano di esplodere a breve. Per questo abbiamo deciso di creare dei veri e propri comitati di quartiere ad hoc, principalmente riguardanti il problema sicurezza. E lo faremo a partire dal 16 gennaio in via Tonda Ravel. I comitati Aiutiamoci a difenderci saranno un costante strumento di pressione nei confronti delle istituzioni e dell'amministrazione comunale. Un martello di proposte concrete per chi non riesce a dare risposte a esigenze primarie.
E mentre brucia la diatriba politica, il sindaco invoca la certezza della pena e invita il Parlamento a lavorare per una revisione del codice di procedura penale. Certo, serve un intervento legislativo e serve il fatto che la certezza della pena venga davvero assicurata e garantita. In regia in questa edizione di Focus Francesco Cerone e Italo Morao con Nadia Brazzo. Vediamo le rapine e i furti anche a Montecchio Maggiore, tanto da spingere il sindaco ad accelerare il progetto dei controlli di vicinato. SOS furti a Montecchio Maggiore. La serie di colpi nelle abitazioni durante le festività, con un raid anche a casa del sindaco Gianfranco Trapula, ha portato il primo cittadino a accelerare il progetto dei controlli di vicinato. Il controllo di vicinato è un progetto a cui stavamo lavorando già dal 2020, poi a causa del Covid è stato bloccato tutto. Abbiamo intenzione comunque di riprenderlo in mano per riattivarlo, anche viste le numerose segnalazioni che arrivano. E proprio per dare una risposta alle segnalazioni, la volontà è attivare dei cittadini che facciano da sentinelle sul territorio per allertare le forze dell'ordine in caso in cui ci siano persone sospette o situazioni di pericolo. Ad aiutarci abbiamo già contattato l'associazione dei carabinieri, abbiamo contattato gli alpini e qualche altra associazione che si è reso disponibili per fare il primo incontro. Gli incontri serviranno a spiegare come funziona il progetto ai cittadini interessati a monitorare il proprio quartiere. Il controllo di vicinato consiste essenzialmente su delle segnalazioni che vengono fatte a un referente, il quale referente deve poi filtrare le informazioni che ritiene più valide e inoltrarle alle forze dell'ordine. Riteniamo che il controllo che viene fatto da ogni cittadino è quello migliore che possa essere fatto, perché accade e lo vedono istantaneamente e lo segnalano subito. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, vediamo una notizia dal giornale di Vicenza, riguarda la morte 45 anni fa di Nadia Chiarello, all'epoca 17enne, fu rinvenuta in un fosso 9 giorni dopo essere uscita dal suo ufficio. Ora le lettere minatorie sotto analisi dei RIS e si sta parlando di omicidio. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo subito con voi a altre notizie, altri collegamenti con Focus TG. Oltre 175.000 persone sono state controllate in un anno dalla Polizia Ferroviaria del compartimento per Verona e Trentino Alto Adige, che comprende anche il territorio di Vicenza. Luisa Bertini. Oltre 175.000 le persone controllate, con un aumento del 35% rispetto allo scorso anno, 49 arrestati e 454 indagati. È questo il bilancio di fine anno dei controlli della Polizia Ferroviaria del compartimento di Verona, che ha competenza anche nelle province di Vicenza, Trento e Bolzano, che vede ogni giorno oltre 250 uomini impiegati per garantire la sicurezza in ambito ferroviario. Numerosi anche i sequestri di sostanza stupefacente, che si attestano complessivamente su 600 grammi tra hashish e marijuana, cocaina, ecstasy e compresse di psicofarmaci. Nelle varie stazioni del territorio sono state impiegate 11.400 pattuglie in uniforme ed effettuati 745 servizi antiborseggio in abiti civili. Per garantire la sicurezza dei viaggiatori anche a bordo treno sono stati vigilati complessivamente 1.847 treni. Per incrementare l'attività di prevenzione, il Ministero dell'Interno ha aumentato le giornate straordinarie volte al controllo del territorio. Sono state 47 operazioni organizzate dal servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale. L'attività degli uomini della Polizia Ferroviaria ha permesso anche di rintracciare 88 persone scomparse, di cui 82 minori. E si è rialzato il Mose questa mattina, come dice il Gazzettino, si è rialzato in mare 112 centimetri, 88 in città, quindi non è proprio un'alta marea, insomma va sott'acqua soltanto Piazza San Marco. Vediamo da Sky Sport, ripreso dal Gazzettino, un servizio
sull'interno di questo grosso sistema. Il dighe progettato per difendere Venezia dalle acque alte ci condurrà diversi metri sotto il livello del mare, dove nessuna telecamera è mai arrivata. Il Mose ha salvato Venezia da un'altra marea eccezionale, oltre 170 cm sullo zero mareografico. Ogni sollevamento costa oggi in genere sui 210.000 euro. Nella control room, in caso di necessità, tutto avviene in pochi minuti. Ci troviamo, pensate, a quasi 20 metri sotto il livello del mare e questo lungo corridoio che vedete è in sostanza la pancia del Mose. È una scommessa definitivamente vinta quella del Mose, commissario. Allora, un'opera insomma, che non è nata sotto le migliori stelle, ecco, diciamo così. Secondo me l'opera l'ha sempre vinta la scommessa, era soltanto l'immagine che a quest'opera era stata data. Gianfranco Gatto, Sky TG24. E meno male che il Mose c'è e che continua a funzionare, se no negli ultimi mesi Venezia sarebbe stata invasa dalle acque più volte con danni gravissimi. L'arrivo della TAV a Vicenza, al lavoro nel quartiere Ferrovieri, funzionari e operai di Iricav, la mobilitazione immediata di alcuni attivisti no TAV ha fatto scattare il protocollo di sicurezza a protezione del cantiere. Il cantiere della TAV nel quartiere Ferrovieri, archiviato il Natale, oggi ripartono i lavori preparatori del nuovo anno per l'arrivo della grande opera in città. Tecnici operai di Iricav da questa mattina si sono recati nel parcheggio di Via Rossi per eseguire alcuni rilievi. La loro presenza è stata notata dai residenti. Un gruppo no TAV del quartiere si è immediatamente mobilitato. Primo giorno di cantiere in Via Rossi. Camion, furgoni bloccati, non hanno avvisato nessuno sapeva dove mettere le macchine e questo è successo. L'immediata mobilitazione degli attivisti anche via social ha allarmato anche le forze dell'ordine che con decine di operatori antisommossa hanno blindato con transenne l'area. Qui l'inizio di questi lavori, che trasformerà la città per i prossimi 10 anni, desta profonda preoccupazione e disagio. Siamo qua perché questa mattina ci hanno avvisato i vicini che stavano cominciando a trivellare con le prime indagini, siamo venuti qua a vedere, per adesso nessuno ci ha ancora fornito un permesso, documentazione di nulla, abbiamo chiesto, c'è metà del piazzale bloccato e ora c'è la via qua bloccata dove vorranno passare con i camion per 10 anni mi pare, ma questo ci fa capire la follia di questo progetto. Il dispiegamento immediato di polizia e carabinieri è il segnale di quanto sia alta l'attenzione verso le manifestazioni degli attivisti che hanno dichiarato di voler costituire una presenza costante sull'attività del cantiere. Molte le domande che attendono ancora risposte e che in molti hanno creato un senso di precarietà per un'opera che stravolgerà questa parte di Vicenza. Siamo qua intanto a testimonianza che non battano la macchina dei vicini come prima cosa. E dopo per testimoniare il fatto che qua un cantiere del TAV è impossibile. Servizio di Daniele Garbin, restiamo a Vicenza perché il sindaco Possamai è intervenuto sul sovraffollamento delle carceri proponendo come altri sindaci l'ampliamento delle case circondariali. Sentiamo. Caccia al rapinatore seriale. A Vicenza gli investigatori della squadra mobile stanno cercando l'uomo che ha seminato il panico nella zona ovest della città, prima in via Periz dove ha aggredito una donna che ha reagito trattenendo con forza la borsa, sferrando calci e urlando. Un colpo andato a vuoto perché il malvivente è fuggito. Nel secondo caso, nella vicina via Natta, il rapinatore è stato più deciso, ha puntato un coltello alla gola della vittima, un'altra donna a cui ha preso la borsa e il cellulare. La descrizione dell'aggressore nei due episodi coincide in un quarantenne di origine africana, ma il problema è che a Vicenza i casi di furti e di rapine sono in aumento, tanto da far scoppiare un vero e proprio scontro politico tra centrodestra e giunta di centrosinistra. Il sindaco Giacomo Possamai domani pomeriggio porterà la questione in prefettura sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nel Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica faremo il punto della situazione, ci sono in particolare alcuni quartieri della città dove serve una presenza ancora più forte di quanto non sia oggi. Su questo già nelle scorse settimane c'era stata da parte delle forze dell'ordine un aumento della presenza in alcune zone della città. È chiaro che abbiamo bisogno che questi quartieri siano sempre più presidiati. Quartieri sempre più presidiati dalle forze dell'ordine è quanto il sindaco chiede, invocando anche una maggiore certezza della pena per chi delinque.
È sicuramente giusto dare un messaggio al Parlamento, nel senso che oggi forse questo è il principale problema, che quando persone anche evidentemente pericolose vengono arrestate poi vengono anche immediatamente liberate, e quindi tante volte l'attività delle forze dell'ordine rischia di risultare vana o anche ripetitiva, cioè che la stessa persona venga arrestata più e più volte. Quindi è chiaro che da questo punto di vista serve un intervento dall'alto ed è importante che finalmente questo intervento arrivi. Ma con il problema della certezza della pena, su cui deve intervenire il Parlamento con un giro di vite, si introduce un altro nodo, quello delle carceri sempre più sovraffollate. Il tema del carcere è una delle tante questioni di cui in questo paese si parla da troppo tempo e si interviene troppo poco. Il tema del carcere è importante, è complicato. Oggi le carceri italiane stanno di nuovo scoppiando dopo anni in cui si era ridotto il sovraffollamento. Serve intervenire sul lavoro all'interno delle carceri per fare in modo di diminuire le persone che poi una volta uscite dal carcere delinquono nuovamente, e l'unico modo che esiste è l'avviamento all'attività lavorativa, la formazione di queste persone, e serve in alcuni casi un ampliamento chiaramente delle strutture carcerarie, perché in questo momento semplicemente scoppiano e non è neanche dignitoso per le persone che sono all'interno. E dovrebbero finire in carcere i vandali che hanno svittato i bulloni dei dossi, dei dissuasori sulle strade di Ponzano. Vediamo il servizio di Lina Paronetto. Nulla può essere coperto dalla noia o dalla disattenzione. Qui abbiamo dei gesti che sono scandalosi. Via Calcina Est, Merlengo, la notte dell'Epifania. Coperti dall'oscurità, ignoti, sicuramente muniti di un trapano elettrico, hanno svitato le lunghe viti che tengono ancorati a terra i pannelli che compongono il dissuasore di velocità, rimuovendone del tutto alcune, gettate poi sull'asfalto, ma lasciando le altre sporgenti per una decina di centimetri e mettendo così a repentaglio l'incolumità di automobilisti e motociclisti. Sono stati i residenti l'indomani ad accorgersi dell'accaduto, attivandosi subito per far fronte alla situazione di emergenza. Abbiamo cercato poi di, alla meno peggio, di martellarli giù, di avvisare qualcuno. Fortunatamente abbiamo trovato Antonello Baseggio qui in parrocchia e siamo riusciti a sistemare le cose. Io immagino una moto, un motorino che passa col buio e prende una vite alta 10 centimetri, rischia di schiantarsi. Quindi perché fare queste cose? Il comune ha rimesso in sicurezza il rallentatore. Certo è che se di ragazzata si è trattato, è stato superato il limite, sbotta il sindaco, che ha denunciato l'episodio alla polizia locale e allertato i carabinieri, e ora è caccia ai responsabili. Noi abbiamo delle telecamere in zona che in queste ore adesso stiamo verificando per vedere se abbiamo degli accessi di persone che magari possano destare interesse. È chiaro che speriamo di poterli raggiungere e invito queste persone, se sono ragazzi, se sono adulti, a pensarci a quello che fanno, perché qualsiasi gesto ha sicuramente una ripercussione e non può essere che la noia o il divertimento possa essere combattuto con gesti del genere. Cioè, davvero, sono gesti gravissimi, per non parlare dei giovani che a Milano hanno tirato un cavo d'acciaio tra due pali in una via molto trafficata. Per fortuna non c'è stata una strage. Intanto il sindaco di Piombino Dese, Cesare Masone, è pronto a denunciare i baby vandali che ancora non si sono presentati per autodenunciarsi dopo i danni alla stazione ferroviaria. Quasi tutti si sono presentati spontaneamente insieme ai genitori per chiedere scusa, ma mancano all'appello ancora un paio di nomi dei vandali che la notte di fine anno hanno trascorso il veglione distruggendo i bagni della stazione dei treni di Piombino Dese. Scaduto l'ultimatum lanciato dal sindaco Cesare Mason, che invitava tutti a presentarsi, ora parte la denuncia. La denuncia proseguirà. Comunque verrà ritirata nel momento in cui avrò tutti i ragazzi, avrò la certezza che i danni subiti verranno pagati. Resta però ancora un'altra possibilità. Il sindaco rinnuova l'appello ai baby vandali di presentarsi per poter ripagare i danni che hanno arrecato all'immobile pubblico utilizzato ogni giorno da centinaia di passeggeri che prendono i treni della linea Venezia-Bassano. Li inviterò personalmente, andando a suonare il campanello nella loro abitazione, a presentarsi. Saranno necessari interventi di muratura per 20.000 euro circa per ripristinare i sanitari sospesi sradicati e i danni alle porte e ai muri. I vandalismi sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza dell'edificio, telecamere che hanno ripreso molto bene anche i volti dei minorenni. Il sindaco ha già incontrato i genitori dei ragazzi che si sono presentati spontaneamente per autodenunciarsi. Ho già parlato con i genitori che si sono presentati assieme ai loro ragazzi, è stata una bellissima chiacchierata, tutti i genitori si sono dimostrati propositivi
e anzi addirittura hanno chiesto che i ragazzi possano svolgere dei lavori socialmente utili per la comunità. Sono stati molto severi in questo caso, per cui penso che la lezione possa servire. Matteo Salvini lo vorrebbe candidato alle europee, si tratta del generale Vannacci che stasera a Castelfranco alle 20:45 all'Hotel Fior presenterà il suo libro molto discusso, Il mondo al contrario, mentre in contemporanea scatterà una controserata organizzata dalla libreria che già la scorsa estate polemizzò con il generale. Saremo in diretta stasera durante il focus delle 21:15. Vannacci era stato ospite di Ferdinando Avarino a Ring. No, non mi sono pentito di nulla. Se dovessi riscrivere il libro lo riscriverei così come l'ho scritto 100 giorni fa. Così il generale Vannacci qualche settimana fa ospite a Ring. Non si pente di nulla e verrà infatti a presentare il suo libro a Castelfranco Veneto dopo l'annullamento di Verona. Un evento che ha fatto scattare la polemica già montata quest'estate dopo che Clara Batangelo, libraia alla Ubic, aveva deciso di non vendere il libro del generale, affiggendo anche un cartello provocatorio in vetrina. E proprio alla Ubic si terrà un controevento dal titolo Anca no, quarti d'ora d'aria, in cui puoi dire le cose che pensi. Presente anche il consigliere del PD Andrea Zanoni. Parleremo di solidarietà, parleremo di tutela dell'ambiente, parleremo di rispetto dei diritti di tutti i cittadini, senza fare discriminazioni, senza fare differenze. Un'occasione di confronto e dibattito aperta a chiunque voglia partecipare, nata in risposta al post Facebook del generale che invitava Clara Batangelo a partecipare alla sua presentazione. Risposta che non si è fatta attendere, generando un botta e risposta social, nonché la creazione del controevento che si terrà in contemporanea con la presentazione del libro di Vannacci all'Hotel Fior e che comincerà un minuto dopo la presentazione del libro del generale previsto per le 20:45. Non una contestazione, fa sapere Zanoni, ma uno spazio per dimostrare che esiste un'alternativa a chi non riconosce la crisi ambientale e vuole una società basata sulle discriminazioni. Lui è un uomo dello Stato, lui dovrebbe essere dalla parte di chi tutela la fauna selvatica, l'ambiente e di chi tutela anche i diritti delle minoranze, perché tutto questo è previsto dalla Costituzione italiana. Lui, per carità, siamo in un paese libero, può anche parlare della nostra Costituzione, ma lo faccia da cittadino. Se vuole farlo, si dimette da generale e lo fa da cittadino. Non può tenere i piedi in due scarpe. Così Andrea Zanoni nel servizio di Edi Caliman. Intanto grandi e piccole manovre a Bassano in vista delle prossime amministrative. Vediamo un po' il domino della politica bassanese con tutti gli aggiornamenti nel servizio di Alex Giuliano. Bollettino politico di Bassano, edizione ordinaria. È già perché di novità straordinarie all'orizzonte se ne vedono poche, ma mai abbassare la guardia. La politica è un domino che con il giusto input fa presto a partire e prendere velocità, facendo cadere tessere, nomi e candidature e tenendo in piedi chi per un motivo o per un altro si trova nel posto giusto al momento giusto. Partiamo dal centrodestra. Qui molti danno per fatta la ricandidatura di Elena Pavan, eppure la sua tessera resta una delle più traballanti secondo i sondaggi. L'unica cosa certa è che Lega e Fratelli d'Italia per vincere hanno bisogno di correre assieme e questo significa trovare un accordo non solo sul nome, ma anche sul programma. Fratelli d'Italia sembra poter concedere qualcosa alla Lega in fatto di nomi, ma il candidato dovrà essere necessariamente rappresentativo di entrambi i partiti. Restano a galla i nomi di Nicola Finco, Andrea Zonta, Germano Racchella e Andrea Viero. Chi fra questi accontenterebbe sia Lega che Fratelli d'Italia è la domanda più calda di queste ore. Dall'altra parte del Brenta, sponda sinistra, si attendono le mosse dell'avversario politico. Intanto stasera è previsto un incontro online del direttivo del Partito Democratico, visto che il segretario cittadino chiederebbe carta bianca sul nome da scegliere. Il favorito resterebbe comunque Roberto Campagnolo, con Gianni Zen sullo sfondo e Riccardo Poletto pronto ad un eventuale colpo di scena. Il tempo passa e le tessere sono lì, in attesa di quel nome che faccia partire l'effetto domino e che farà cascare tanti, forse anche chi crede di non poter cascare.
Restiamo a Bassano, sentiamo i cittadini sulle bollette del gas che hanno ormai raggiunto livelli astronomici. Sentiamo ancora Alex Giuliano. Mercato di inizio anno a Marostica, tanta la gente ma si spende poco. Perché? Perché incide e non poco l'aumento dei costi per quello che riguarda le bollette. Allora dopo le spese pazze del periodo natalizio si cerca di stringere la cinghia. A che cosa rinunciano i cittadini? Scopriamolo insieme. A cosa si rinuncia un po' per far fronte agli aumenti? Tutto. Di altro non si può, tutto, qualsiasi cosa va benissimo, il mangiare, il vestire, si trova solo l'indispensabile, basta. A cosa si rinuncia per far fronte a tutti gli aumenti, insomma? A tante cose, per esempio a un viaggetto, a andare a farsi un giretto, insomma, soprattutto quello, ecco. E anche alla spesa bisogna guardare cosa si può fare. Fare meno andare al bar, spendere sui capricci, ecco, per il resto non c'è male. Si riesce insomma a star dietro agli aumenti delle bollette? Guarda, sta detto che gli anni pesi che abbiamo passato, facciamo i meglio anni, che non sono buoni, e se tutte ciacque che sono buoni pagare le bollette. Ascoltami. Si fa perché non abbiamo scelta. Si rinuncia a qualcos'altro e si pagano le bollette. È percepibile insomma questo aumento? Pesa nelle tasche delle famiglie? Direi di sì. Sì, molto. È sempre difficoltoso per il semplice fatto che soldi ne abbiamo sempre meno in tasca e quindi diventa un po' oneroso a pagare queste bollette. Allora, andiamo avanti con la politica perché c'è un grande travaglio, grandi movimenti nel centro-destra come anche nel centro-sinistra e poi ci sono i destini di assessori regionali che potrebbero cambiare casacca, che potrebbero avere nuove prospettive. Vediamo che cosa potrebbe accadere con relative voci riguardo al futuro dell'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin. La montagna che cede risorse chiede il giusto compenso e sull'idroelettrico si sta per giocare la partita della vita. Giovedì a Venezia si riunirà la commissione urbanistica che dovrà dare il suo parere vincolante sulla proposta di riparto prevista dalla legge regionale del 2020 voluta dall'assessore Giampaolo Bottacin, e cioè il 100% a Belluno, 19 milioni su un totale di circa 28. Ma tira un'aria bruttissima per la montagna e il PD, da sempre fiero sostenitore dell'autonomia bellunese contenuta nello statuto regionale e mai attuata, annuncia battaglia. Se scattasse la tagliola sulla monetizzazione dell'energia idroelettrica ci ritroveremo di fronte ad un tradimento inaccettabile, soprattutto da parte di una composizione di una forza politica che rivendica l'autonomia ma a quanto pare la rivendica a corrente alterna. Questo tradimento del territorio creerebbe anche un terremoto anche all'interno delle stesse forze politiche di governo. La modifica del riparto sarebbe propugnata dalla Presidente della Commissione, la leghista Silvia Rizzotto, l'antifona per un nuovo scontro con l'assessore e collega di partito Bottacin dopo quello consumato sul finire del 2023 sui finanziamenti ai vigili del fuoco volontari. E a quel punto sì, a voltafaccia del Carroccio, l'assessore bellunese potrebbe non porgere più l'altra guancia. Bottacin ormai al margine, alle corde del suo partito, questi mal di pancia all'interno della Lega e tra la Lega e i suoi alleati di governo come Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno facendo del male a Bellunese. Una partita senza logica alcuna, afferma il capogruppo del PD Montanariello, che lancia il suo appello al presidente Zaia. Evitiamo che le beghe politiche penalizzano territori fragili e difficili come quello del Bellunese. Rispettate le regole, rispettate la legge. Siate coerenti con la vostra visione di autonomia anche quando dovete darla, non solo quando dovete averla, e evitate che ci sia in un territorio difficile, vasto, dove la popolazione spesso bisogna attrarla piuttosto che mandarla via, venga messo in campo l'ennesimo elemento che non farà altro che avere ricadute negative sul territorio.
Servizio di Tiziana Bolognani, avete sentito Jonathan Montanariello, consigliere regionale del PD, e sentiamo Anna Maria Bigogni. Ieri sera a Focus abbiamo parlato del terzo mandato per il presidente Zaia e per altri 3 governatori, che potrebbe essere reso possibile da un emendamento attraverso un accordo tra Lega e Partito Democratico. Sentiamo cosa ha detto la Bigogni. Ma il problema in Veneto è tutto all'interno della maggioranza. Chi non vuole Zaia è prima di tutto Fratelli d'Italia. E un altro fatto all'interno della Sardegna, e sappiamo perfettamente che c'è uno scontro tra Lega di Salvini e Fratelli d'Italia sul candidato che ci sarà alle prossime regionali. Per cui sembra e pare che all'interno di queste trattative in Sardegna ci sia appunto anche l'ipotesi di un terzo mandato a favore quindi di Zaia, per accontentare tra virgolette la Lega su un candidato Fratelli d'Italia in Sardegna. Allora, detto questo, io credo che tutti parlano di un adeguamento di quelli che sono i mandati a livello anche parlamentare, no? Perché sentiamo tutti, ma in Parlamento non c'è assolutamente un limite di mandato, perché dovrebbe esserci per il Presidente della Regione, che tra l'altro prende le preferenze, perché sappiamo che a diversità di tanti altri la legge elettorale delle regioni prevede la preferenza. Detto questo, io credo che bisogna fare una buona riforma elettorale, mettendo le preferenze anche per il Parlamento e mettendo i limiti eventualmente anche in Parlamento, perché guardate, ci sarà un problema quando uno amministra più di 2 o 3 mandati nello stesso posto, e sappiamo perfettamente che Zaia poi sarebbe il 4º mandato, ma insomma, se parliamo di Veneto questo è. Allora si pone un problema di potere. Come si fa a sradicare un potere quando per 15-20 anni ha avuto collegamenti all'interno dello stesso territorio, della stessa regione? È il problema che esiste di democrazia, perché la democrazia prevede anche l'alternanza, e l'alternanza viene garantita quando mettiamo un limite ai mandati. Quando mettiamo un limite ai mandati, ha detto Anna Maria Bigogni ieri sera a Focus. Andiamo ancora in pubblicità, 1 minuto e mezzo, 2, e poi torniamo qui con voi. Andiamo con una storia che riguarda una madre, il figlio ammalato. Il farmaco che stanno usando ha migliorato le condizioni del bambino affetto da una malattia rara, ma l'Agenzia Europea del Farmaco vuole toglierlo dal mercato perché sperimentale. Sentiamo il suo appello, è una mamma di Mogliano, nella trasmissione su Antenna 3 condotta da Francesca Bozza. Siamo molto preoccupati perché in quell'occasione ovviamente di fatto verranno decise le nostre sorti come famiglie. La data in questione è il 10 gennaio, quando Emma incontrerà la casa farmaceutica per esprimersi sul futuro di Translarna, unico medicinale al momento a disposizione di quel 13% di pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. Tra loro anche Leonardo, 6 anni tra pochi giorni, figlio di Elena, che insieme ad altre 800 famiglie in Europa si sta battendo perché il farmaco non venga ritirato. Al momento è in commercio con un'approvazione condizionata in attesa di dati definitivi degli studi ancora in corso. Purtroppo, per quello che sono stati gli studi nel raggiungimento dell'obiettivo principale, lo studio non è riuscito a dimostrare di fatto questo beneficio, che però invece notano i medici e lo notano anche con un registro internazionale. Lo scorso settembre Emma si era espressa con parere negativo, poi è stato chiesto un riesame che permette alle famiglie di utilizzarlo fino al termine di gennaio, in attesa della decisione definitiva del 10. Da un lato dunque l'Agenzia Europea del Farmaco, dall'altra famiglie e medici che condividono l'efficacia del medicinale, che non rappresenta una cura ma rallenta il progredire della malattia, come nel caso di un ragazzo di Padova di 19 anni che riesce ancora a camminare, o come nel caso dello stesso Leonardo che vediamo in questo video, che ha iniziato ad assumere Translarna all'indomani della diagnosi.
E qui si parla comunque di riuscire a deambulare per circa 3 anni e mezzo in più. La cosa più importante è lo spostamento come tappa dell'insorgere dei problemi respiratori molto più avanti. Per queste famiglie il medicinale rappresenta la speranza, significa regalare più tempo ai propri figli in attesa che la ricerca vada avanti. Per noi è anche un guadagnare tempo, perché ovviamente della ricerca. Esatto, la speranza per noi è la ricerca. Nel momento in cui ci viene tolto questo, noi non abbiamo altro. Stiamo vivendo in un incubo, racconta Elena, come sospesi in attesa della decisione di EMA. 3 anni e mezzo di cammino sono tanti e per noi come genitori non glieli possiamo negare. Come ci sentiamo noi come famiglie a vederci dall'oggi al domani tolto un farmaco per curare di fatto i nostri figli? Il 10 si decide del vostro futuro in qualche modo? Sì. Una notizia arrivata poco fa, c'è una cabinovia che si è schiantata nel comprensorio scistico di Hökötz in Tirolo, 4 feriti gravi, siamo in Austria, non c'è per ora notizia di italiani coinvolti in questo grave incidente. Tutto per oggi, grazie a Francesco Cerona, Italo Morao e Nadia Brazzo, ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus. Arrivederci.